Continua il difficile rapporto tra imprenditori veneti e governo. Il presidente di Confindustria Zoppas a Palazzo Chigi misure anti-imprese nella manovra devono essere prudenti o finisce male per tutti. Burocrazia e costi elevatissimi per ottenere l'abilitazione alla guida, sempre meno camionisti in attività nella Marca trevigiana. Confartigianato offre incentivi e premi per evitare l'azzeramento. A meno di 20 giorni dal Natale la decisione shock dei Frati del Santo chiude la redazione del Messaggero di Sant'Antonio, giornalisti a casa a causa dei tagli, la pesante situazione economica. Approvato in Consiglio regionale un emendamento che stanzia altri fondi per le famiglie delle vittime di valvole killer. Ai nostri microfoni la vedova della prima vittima a Padova. Insospettabili trevigiani attirati in un appartamento con annunci hard sul web, ma una volta in casa venivano aggrediti con pitbull e rapinati da una banda dell'est e scattava anche il ricatto. Tragedia sfiorata stamane a Mestre quando un tir ha perso una bobina di ferro per strada. Il pesante manufatto ha sfondato il manto stradale. Sono già 15 piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova curati a casa dopo il ciclo di chemioterapia grazie ad un progetto dell'AIL e dell'ULS 6 Euganea. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Manovra finanziaria e tensioni tra governo ed imprese. Il mondo produttivo del Veneto è molto preoccupato per gli effetti che la legge di bilancio potrebbe avere sull'economia. Sentiamo. Governo, imprese, tra tensioni e tentativi di dialogo ci si avvicina alla deadline per l'approvazione della legge di bilancio e mai come in questi giorni sono evidenti le divergenze nel governo tra Lega e 5 Stelle su questioni cruciali e le ultime notizie sulla manovra generano un'alzata di scudi dal mondo produttivo. Secondo la CGIA di Mestre l'approvazione dell'emendamento che prevede un'imposta sulle auto diesel e benzina mette a rischio 50.000 posti di lavoro solo nell'autoriparazione, facendo crollare il fatturato dei meccanici e delle trauto. Intanto, dopo la manifestazione Sì-TAV contro la manovra a Torino, cui hanno partecipato 3.000 imprenditori che rappresentano il 65% del PIL nazionale, Salvini ha convocato per domenica al Viminale i leader delle 12 associazioni imprenditoriali, evidentemente per sedare malcontento delle imprese che da mesi manifestano forti preoccupazioni. Dobbiamo cercare di capire se queste scommesse che stiamo facendo, che stanno facendo, sono delle scommesse che saranno vincenti o meno, perché stanno stravolgendo, uscendo dagli schemi dell'approccio economico allo sviluppo. Se dovessero avere ragione loro, bisognerà riscrivere tutti i libri di economia del mondo. Se per caso non sarà così, dobbiamo preoccuparci seriamente. Il messaggio che diamo è assolutamente prudenza, perché rischiamo di farci veramente molto male. E a proposito delle grandi opere, a Vicenza un nuovo tavolo sulla linea ad alta velocità. Il sindaco punta il dito contro il ministro Toninelli. Fermo e per giunta il binario morto, altro che alta velocità. A Vicenza le categorie economiche lo hanno già detto a chiare lettere: il territorio ha bisogno della TAV e procrastinare non aiuta di certo allo sviluppo di quel nord-est un tempo locomotiva e ora ridotto a semplice convoglio. Per questa ragione il Comune di Vicenza preme sull'acceleratore e mentre a nord-ovest le categorie economiche piemontesi lasciano il tavolo aperto a Palazzo Chigi sull'analisi costi-benefici, a nord-est si continua a riunirsi mettendo nel mirino l'obiettivo. Avremo un tavolo che stiamo organizzando con i parlamentari vicentini per capire come possano essere di supporto al territorio su questo tema e dopodiché procederemo con ogni 2 mesi a trovarci per fare il punto delle situazioni insieme. Il sindaco di Vicenza in questi mesi ha evitato accuratamente lo scontro con il governo, ma non ha alcuna intenzione di far archiviare il progetto. Ieri ho voluto incontrare i sindaci del territorio coinvolti dal progetto dell'alta velocità, alta capacità, ci siamo coordinati per capire lo stato di fatto della situazione, siamo preoccupati perché il governo non sblocca l'analisi costi-benefici, anzi la rinvia a maggio del 2019, quindi vuol dire non proseguire con le progettazioni. E quindi a finire nel mirino è anche il capo del Dicastero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici. C'è poca chiarezza da parte del governo e da parte del ministro Toninelli, quindi spero che gli altri ministri, soprattutto del territorio, abbiamo come riferimento Erika Stefani, ci diano una mano a sbloccare questa situazione. Una polemica che corre molto più veloce della TAV.
La cronaca oggi, perché anche quella di oggi è stata una giornata funestata da gravi incidenti stradali, soprattutto lungo l'autostrada A4. L'ultimo incidente questo pomeriggio, a perdere la vita un veneziano di 39 anni. Un istante, il camion che rallenta, il furgone che gli piomba addosso, trasformando ancora una volta l'autostrada in una trappola mortale. Lo schianto nel primo pomeriggio di oggi tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest in direzione Venezia lungo l'autostrada A4. A perdere la vita un 39enne residente a Noventa di Piave in provincia di Venezia. L'uomo si trovava sul sedile del passeggero, anche il conducente, un 67enne sempre di Noventa di Piave, è stato accompagnato al San Bortolo in condizioni critiche. Il compito di ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità spetta agli uomini della Polizia Stradale Berica. Ad intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano che hanno estratto il conducente dall'abitacolo. Inevitabili le lunghe code che hanno superato i 10 chilometri. Per liberare l'autostrada i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 2 ore. Chiude la redazione del Messaggero di Sant'Antonio e del Messaggero dei Ragazzi. A meno di 20 giorni dal Natale i frati del Santo di Padova hanno comunicato oggi in attesa la decisione di licenziare 8 giornalisti che da oggi sono in sciopero. Sentiamo. Pace e bene, mica tanto. I seguaci di Frate Antonio prendono la decisione, a loro dire sofferta, di chiudere la redazione del mensile Messaggero di Sant'Antonio e della versione Ragazzi. Di punto in bianco, 8 persone licenziate a meno di 20 giorni dal Natale. Qui davvero un brutto Natale. Speriamo che Sant'Antonio ci aiuti, ecco, questo mi viene da dire. Gli 8 redattori da circa un anno erano in contratto di solidarietà. Oggi la comunicazione è in attesa, senza preavviso e senza la possibilità di soluzioni di mezzo. In una nota diffusa nel pomeriggio, la direzione del Messaggero si dice disponibile a procrastinare di alcuni mesi la chiusura della redazione fino ai dati ufficiali del bilancio 2018. Il 17 si era chiuso con una perdita di 2.725.000 euro. In 5 anni le perdite ammonterebbero a circa 10 milioni, causate, spiegano i frati, da un meno 25% di abbonati alla rivista, da un meno 34% di quelli alla versione Ragazzi, dal meno 14% delle vendite librarie e a una contrazione del 22% della raccolta pubblicitaria. Dati, dice il sindacato dei giornalisti, mai certificati o comunicati ufficialmente ai lavoratori o alla FNSI. Abbiamo sempre dato l'anima e il corpo, l'abbiamo sempre sentita come una missione, per cui questo per noi è un doppio schiaffo e scacco, sia sul piano professionale, sul piano personale, ma anche sulla grande fiducia che noi abbiamo sempre avuto in questa azienda. Un tavolo così cinico io non l'ho mai trovato in tutta la mia esperienza sindacale e non a caso dico che fino adesso sono i peggiori padroni editoriali che abbiamo trovato, i frati, e quindi questo mi rammarica molto perché non è il modo di fare, non è assolutamente neanche la cornice, perché noi abbiamo sempre capito e anche compreso le difficoltà economiche, però al di là delle regole negoziali ci sono anche il rispetto della dignità professionale e umana di persone che sono lavoratori come gli altri, hanno famiglia e alla vigilia di Natale si sentono dire che vanno a casa. Burocrazia e costi elevatissimi per ottenere l'abilitazione alla guida, sempre meno camionisti in attività nella marca trevigiana. Così Confartigianato offre incentivi per intraprendere questa professione. Sentiamo. Tutti i camion che c'erano a casa di scorta, quelli sono rimasti fermi, non abbiamo trovato autisti che possano mettersi al lavoro in questo periodo. Cercasi camionisti, sono almeno 300 gli autisti di mezzi pesanti che mancano nella marca per far fronte all'impennata di ordini coincidente con il periodo natalizio, ma anche nel resto dell'anno non va meglio. Le imprese dell'autotrasporto sarebbero pronte ad assumere subito, ma autisti professionisti non se ne trovano e se un tempo spesso la patente per guidare i camion si prendeva facendo il servizio militare, ora i costi ed il tempo necessari disincentivano i giovani. Se un ragazzetto di 18 anni volesse partire dall'inizio e farsi tutte le patenti, deve fare di teoria 630 ore. Teniamo presente che per esempio negli Stati Uniti con 300 ore diventi pilota di jet, dopo tutto il resto di scuola di guida eccetera eccetera eccetera, con
un aggravio di 7, 8, 10 mila euro. Di qui l'incentivo di 1.000 euro messo a disposizione dalla Confartigianato da destinare alla formazione di autisti neopatentati eventualmente assunti, ma anche un appello alla politica per incentivare la formazione di chi è rimasto senza lavoro. Anche qui disoccupati di lungo corso che devono fare riabilitazione, che devono fare corsi di aggiornamento eccetera, perché anziché fargli fare il corso di computer non fargli fare la patente del camion. Gli stipendi non sono proprio da buttare via, 2.000-2.500 euro al mese, specialmente per un giovane al primo impiego, non sono per niente da buttare via. Approvato in Consiglio regionale un emendamento che stanzia altri fondi per le famiglie delle vittime delle valvole cardiache killer. È arrivata una buona notizia, che siamo veramente contenti, io e mia figlia veramente contente, solo che saremo ancora più contente sapere come verranno suddivisi questi soldi, come verranno stanziati, se, cioè, anche sapere se le nostre cartelle, visto che alla fine dell'anno saranno scongelate. La bella notizia è che le vittime delle valvole killer e i loro familiari riceveranno un equo indennizzo dalla Regione. Lo ha stabilito mercoledì sera il via libera ad un emendamento in Consiglio regionale che prevede uno stanziamento di 500.000 euro per il 2019 e altri 350.000 per il 2020. C'è soddisfazione per un risultato tanto atteso, ma anche tante incertezze. Capire come, se anche eventualmente copriranno anche le spese legali, perché abbiamo anche le spese legali da pagare. Non sono solo le nostre le cartelle, le mie e quelle di mia figlia, ma anche quelle dell'avvocato che dobbiamo pagare in teoria. Speriamo che con questi soldi stanziati dalla Regione che coprino anche queste spese, perché sennò saremo ancora a capo. Tutto il mondo politico regionale si è espresso a favore delle famiglie colpite dalla tragedia delle valvole difettose. L'assessore al sociale, Manuela Lazzarin, parla dell'emendamento come di un impegno doveroso. Anche il consigliere regionale padovano Massimiliano Barison esprime la sua soddisfazione e parla di un ulteriore passo avanti in una vicenda dolorosa. E hanno detto che erano tutti d'accordo a fare questo stanziamento, diciamo. Adesso speriamo di capire come, perché appunto non siamo solo noi, ma anche le figlie di Barbetta e gli altri rioperati, insomma, sentiamo come verranno suddivisi, insomma, ecco. Ancora cronaca del Vicentino, paura a Schio, parrucchiera insegue il rapinatore. Fuori i soldi, a Federica che gestisce questo salone a Schio non basta che un istante per realizzare che quell'uomo con il passamontagna calato, un taglierino in mano e gli ordini scanditi ad alta voce fa sul serio. Lei però non si lascia intimorire e non appena nota che lui prova a mettersi in fuga con un portafoglio lasciato sopra il bancone, decide di inseguirlo, di provare ad acciuffarlo. Lo sconosciuto sale però in bici portando con sé il borsello, 50 euro, documenti e tessere bancomat incluse. Ben più dell'ammontare del furto, a lasciare il segno è la frustrazione e il senso di insicurezza. Come possiamo sentirci sicuri, secondo lei, con la situazione che abbiamo intorno? Quello avvenuto martedì sera nel salone alle mie spalle non è l'unico episodio di criminalità denunciato a Schio. I residenti infatti parlano di una situazione diventata insostenibile. Beh, ci sono ultimamente tante macchine della polizia e dei carabinieri che girano per alcune cose che sono successe ultimamente, quindi diciamo è più controllata la situazione rispetto a una volta. Apparentemente è sicura, ma se si gira la sera, meglio non girare la sera. I ragazzini giovani che organizzano come delle specie di bande, c'è un po' di spaccio di droga, c'è un po' di delinquenza. Soprattutto per me come mamma, che ho due figlie giovani, quando escono la sera, sì, certi posti, anche soprattutto qui di Schio, non sono veramente, cioè, non ci parlo, per esempio, questa zona qui. Anche in casa non ci sentiamo più sicuri. Io ho un'attività e una casa, quando sono in attività ho paura che mi vengano dentro a casa, quando sono a casa ho paura che entrino in attività. Trappola sexy in un appartamento di Treviso dove venivano attirati i clienti di una prostituta, ma invece dell'appuntamento a luci rosse i malcapitati subivano rapine ed estorsioni.
Rispondevano all'annuncio hard su un noto sito e prendevano appuntamento con un avvenente 25enne che offriva le sue grazie in un appartamento in via Terraglio a Treviso, ma in breve la loro vita si trasformava in un incubo fatto di rapine, minacce ed estorsioni. Quando i clienti entravano infatti nella casa a luci rosse, accolti dalla giovane rumena in lingerie, venivano puntualmente aggrediti da due complici, un 30enne kosovaro ed un 22enne albanese, che sequestravano il bancomat ai malcapitati e li costringevano a continui prelievi. Le minacce, in alcuni casi anche supportate dal timore che incuotevano con due cani pitbull, andavano dalla morte a quella di spifferare tutto alla moglie. 2 i casi accertati dalla polizia, ma sono assai di più quelli che gli agenti sospettano, invitando chi fosse finito nelle grinfie dei sexy ricattatori a farsi avanti senza paura. Ci attendiamo che coloro che siano stati vittime di questi casi di rapina ed estorsione si rivolgano agli investigatori della squadra mobile della Questura di Treviso con fiducia e verrà garantita a loro la massima riservatezza. La ragazza e i 2 uomini sono stati arrestati. Il meccanismo che avevano architettato indica anche uno spostamento del mercato del sesso dalla strada agli appartamenti. Si tratta di situazioni che sono forse ancora più pericolose rispetto a quelle di un tempo, proprio perché spesso si tramutano in rapina e in una successiva estorsione che dà luogo spesso a un vero e proprio calvario delle vittime che, per timore che i fatti siano rivelati alla famiglia, sottostanno a delle richieste continue richieste di pagamento. Tragedia sfiorata questa mattina a Mestre quando un tir ha perso una pesantissima bobina di ferro sulla strada. Vediamo. Poteva finire in maniera decisamente peggiore questa mattina lungo rampa cavalcavia che collega Marghera a Mestre. Un tir ha perso un'enorme bobina di acciaio di parecchie tonnellate di peso, ha sfondato il rimorchio cadendo sulla carreggiata e squarciando parte del manto stradale. Se fosse finita contro un'auto o ancor peggio se ci fosse stato un mezzo a 2 ruote dietro sarebbero stati schiacciati. Così però non è andata e gli unici disagi sono state lunghe code e rallentamenti. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiesto di chiudere il raccordo, riaperto dopo le 13. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla tangenziale di Mestre verso l'uscita Terraglio, con successive indicazioni per Mestre attraverso via Martiri della Libertà. Anche ACTV ha modificato le corse dei bus, deviazioni su via Fratelli Bandiera, via delle Macchine, rampa commerciale e via della Libertà. Quanto accaduto però ripropone la problematica già evidenziata più volte in passato del transito camionistico di cogli eccezionali e prodotti siderurgici pesanti lungo le vie principali di Mestre, Corso del Popolo, via Torino e Mestre Centro. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG del Veneto. Il presidente della regione Luca Zaia interverrà domani alle cerimonie vaticane che si terranno in piazza San Pietro a Roma in occasione dell'inaugurazione del presepe realizzato con la sabbia dalla spiaggia del comune di Jesolo e dall'accensione dell'albero di Natale donato dal comune di Pordenone. Accompagnato dall'assessore veneto al turismo Federico Caner, Zaia, informa una nota della regione, alle 12 sarà ricevuto dal Papa in udienza privata nella Sala Clementina con le delegazioni provenienti da Veneto e Friuli e successivamente alle 16:30 interverrà alla cerimonia dell'inaugurazione del presepe e dell'illuminazione dell'albero di Natale in piazza San Pietro. Sono già 15 piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova che sono curati a casa dopo il ciclo di chemioterapia grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell'AIL e dell'ULSS 6 Euganea. Sentiamo. La malattia non spegne i sorrisi dei bambini. Da qualche mese a Padova un aiuto parte dalla cura che dall'ospedale arriva direttamente nella casa di alcuni piccoli pazienti affetti dalla leucemia. Ci ha creduto fortemente l'AIL, che è riuscita a portare a termine una convenzione con l'azienda ospedaliera di Padova e ULSS 6 Euganea.
Medico di riferimento e infermieri si recano al domicilio dei pazienti per prelievi del sangue, visite periodiche, medicazioni, terapie e controllo del catetere venoso. Un lavoro in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta e gli infermieri dei distretti. Un sollievo per bambini e famiglie. Abbiamo ormai una quindicina di pazienti che che rientrano già in questo progetto, penso che tra poco raggiungeremo una ventina, però il progetto cresce e quindi le esigenze aumenteranno e quindi man mano si farà fronte. Il progetto è diventato operativo il 29 giugno, la prima paziente è una bambina delle scuole elementari che vive nel Padovano. Davide Massano, il medico che si occupa di questo servizio, non l'aveva mai vista in ospedale con il ciuccio, lei a casa se lo poteva invece permettere. Abbiamo quindi visto la bambina nel suo contesto, tranquilla e beata. Mentre io parlavo con la mamma per sapere come stava, che cosa mangiava, che sintomi aveva, lei giocava con sua sorella sul divano e quando l'ho visitata è stato come un gioco, sul suo divano con la televisione accesa. E lei ovviamente era tutta sorridente e felice. Portare la cura nella vita quotidiana dei bambini per permettere loro di andare a scuola, di stare con la loro famiglia, di vivere tutti i giorni la normalità, anche se affetti da una malattia cronica. Di leucemia si può guarire, i bambini e le famiglie vanno sostenuti nel percorso. Il progetto è partito e adesso non si torna indietro. Non può essere un'iniziativa sport, abbiamo consolidato un'attività, ci teniamo a far sì che questa continui, si sviluppi, perché è un modo per garantire la migliore assistenza ai nostri piccoli pazienti e magari un domani anche ai nostri pazienti più grandi. Questo progetto è molto importante perché dimostra la concreta capacità di fare rete, di fare squadra tra le istituzioni, l'azienda ospedaliera e la ULSS Eugania in questo caso, e le associazioni importanti quale l'AIL e tutte le associazioni che nel nostro territorio supportano quotidianamente le nostre attività sanitarie e socio-assistenziali. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo in prima serata torna 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino sarà Matteo Zoppas, presidente di Confindustria del Veneto. Ed in chiusura come sempre vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo con qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con piogge sparse al mattino, possibili soprattutto sui settori montuosi. Col passare delle ore la situazione andrà via via migliorando, con tempo più asciutto, ma comunque nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo moderatamente instabile. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà coperto, con precipitazioni frequenti al mattino in via di esaurimento già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio a carattere sparso nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso andrà via via migliorando, con fenomeni in cessazione nel pomeriggio e maggiore soleggiamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.